come mai nessun governo ha fatto, e abbiamo anche messo un blocco all'immigrazione clandestina e abbiamo lavorato bene sulle espulsioni per i clandestini che commettono dei reati. E quindi questo voglio dire ancora, nel rispetto pieno delle direttive europee, che come sapete autorizzano la circolazione dei cittadini europei nei vari paesi, ma ha fatto che questi cittadini possano disporre di un reddito sufficiente per vivere senza commettere reati. Ed è per questo che ho dato il mio sostegno al Presidente Sarkozy, di non avere alcuna voglia di integrarsi né culturalmente né socialmente e dunque di meritarsi l'applicazione delle regole europee. Noi come governo in questi 2 anni, di fronte ad ogni problema, di fronte ad ogni ostacolo, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato duro nell'interesse del Paese. E il consenso che gli italiani ci hanno dato in tutte le ultime elezioni, e il consenso che riscontriamo tutti i giorni nei rapporti con la gente e nei sondaggi, sono proprio la conferma della bontà del nostro lavoro. Quindi abbiamo ottenuto, 1, un chiaro mandato elettorale, 2, abbiamo un consenso elevato, 3, abbiamo un preciso programma da realizzare. E quindi, per tutti questi motivi, tra pochi giorni saremo in Parlamento per presentare la nostra agenda per le riforme del Paese, i 5 ormai famosi punti che presenteremo all'Aula, concretizzano un grande patto di legislatura che tutti i parlamentari della maggioranza saranno tenuti a rispettare e a sottoscrivere solennemente. Lo devono fare tutti per rispettare il mandato elettorale che hanno ricevuto dagli italiani, lo devono fare tutti perché il Paese ha estremo bisogno di queste riforme. E quindi a tale proposito rivolgeremo un invito anche alle forze più responsabili dell'opposizione affinché possano valutare il nostro programma di riforme e mettano da parte dei pregiudizi stessi. E anche dalla minoranza, se lo si vuole, si può concorrere a fare l'interesse del Paese. E chi invece, dovunque collocato, vorrà continuare a lavorare con i giochi di palazzo, con le vecchie tecniche della Prima Repubblica, sognando di riuscire ad avere un governo diverso, in questo caso privo di legittimità democratica, io credo che chi vorrà fare questo sarà destinato a fallire e a farsi del male da solo, perché poi gli italiani e che ha ridato al popolo il suo potere. E perciò i nostri avversari devono metterselo bene in testa. La sovranità, dice la Costituzione, appartiene al popolo e nel 2008 il popolo ha parlato chiaro. In questa legislatura è il nostro governo che deve fare le riforme e io vi assicuro che le farà. Le farà naturalmente con l'aiuto di tutti, anche con il vostro aiuto, proprio voi che siete lì, i nostri cari amici del Veneto, perché rappresentate la vostra comunità, quindi voi rappresentanti delle comunità locali, amministratori, militanti, simpatizzanti, voi tutti dovete assumervi un compito, che è quello di spiegare e difendere con la gente l'attività svolta dal nostro governo. E avete anche il compito quindi di preparare anche il terreno a quella che è una nostra riforma importante, che è la riforma del federalismo, che sarà un cambiamento che farà epoca della macchina dello Stato e che insieme naturalmente ai nostri alleati faremo nell'interesse del Veneto e di tutte le altre regioni naturalmente, comprese le regioni del Sud. Ecco, mi accorgo di essere stato un po' lungo per una telefonata, ma mi sentivo di dirvi queste cose. Concludo ringraziandovi per il vostro impegno, che sollecito e che apprezzo,
per il vostro sostegno